Buonasera a tutti, visti TV, il tenore di oggi, di 25 di aprile, la messa è 26. Oggi è l'ultimo dia della festa di Santo Iogli, besa di misura di vistichesa di Santo Iogli, oggi è besta festa del Sol Vistichesa, dobbiamo andare, sono invitato, sul salone di Probania, sul salone ex cinema di Probania, vedete, sai, sta prodotto, poi le dico, su cartellone come testi impostate, comunque esame ne ricorda le pezza che impattata potuto e poi bisogno un gruppo musicale a braccio stretto che suonano pro noisi e nella canfesti di musicalmente ripresentazione sì, è bella luminosa che ha sempre in questo periodo è una bella die del sole insomma chi non scaenta un pacco chi sovrito che abbiamo spiegato ieri zero in piazza ascoltarne lo scantante insomma ecco un'altra fotografia i dimos tenere allo Staravallo poi sono le prendo tutte le vie 20 gradi al minimo, 8 gradi al massimo, cioè 20 gradi al massimo, 8 gradi al minimo, insomma una bella via. Insomma, poi cosa mi pare che previda per domenica, sono le preno, no, che 21 gradi al massimo, 7 gradi o del minimo. Bene, abbiamo ecco, questo bel due vias, abbiamo un toccamento e dolo, a 90 chimbano, sinché è morta Maddalena Acchino, Gatti a Daga, mamma di Josetta, Antonello, Rossella e Maria, e Maria Giovanna. L'interno è storia e sabato 20 chimbe a sei battere e mesa e sacreia di Santo Iogli, con dolente le pazienze, sarà meglio tutto da parte dei Bizzi TV. Addio, lo stiamo a tale. Chi è non vuole? Possiamo rammentare per sempre, questa è una cara che abbiamo giusto per tanto tempo su, in da innanzi, insomma, e quindi andiamo un buon ammento. Bene, andiamo a da innanzi, vediamo quanto si presenta questa piazza, oggi dopo la est, di zero, pulita, perfetta, come ti dice il videnne, veramente è un servizio efficiente, probabilmente hanno metà anno fa che insomma a quest'ora Benigallo sul bottedo della birra, Macatoreddo, de donzi cosa imbolati in terra. Bile stagliata fino annessa a mezzodì e come invece lo tempo sono cambiato, l'efficienza è scrara, è precisa, eccola qua, pulita. Andiamo da innanzi, vediamo scarchi massine del Ventuderes, e chi non che bisogna so scantantes e chi mostrano la bandiera nazionale sarda, posta bene, e battono il baglio solo, io che ne so ben in ocro, so la bandiera ufficiale, insomma, la Jucchene sollevata, la Jucchene su tappe su Kervedu e non in ocro, questa è una edizione vecchia, però ne si la Jucchene girata, chi sul muro girato a destra e quindi Anna bene. E no, che quello sul comitato ieri sono usato su po' sul palco, pare che so, scantante delle cugine di campagna. E grazie al suo comitato che ha fatto tutto questo bello travaglio, insomma. Eccolo, sino che chi anche in allegria, che in tutto il suo gruppo, insomma, commenta il debito, ecco, materie di questo tipo. E noi che abbiamo la scantante che si sono presentata, può cantare, pare che so, cugini di campagna, e devo andare, insomma, che un comportamento abbastanza bello da parte del suo artista, magari tocca qualche goccia di vino de manco da dare che insomma abbia già insistiamo troppo insomma insistiamo a convittare e vabbè insomma però se il difensore metta bene io come sul numero non lo disco ha tratteso no, l'accente abbastanza bene insomma ecco io che sa scenetta di soro io che come sono cantanne ebbe sul gruppo in Palasa e questa è una videata adesso accente che Bitteria Zero ecco qua tanta la fotografia riscattata appunto da ABC TV
Va bene, andiamo a San Nova a questo convegno su Padre Giorgia Sproni al 150 anni dalla morte, questo è su 29, di no Capacaldieri, est in Nugoro, relatore sono Diego Carro, Salvatore Italo Deledda, chi este pure in qualche maniera legata a Bizzica, Salvatore Italo Deledda, este con noto Italo, este izzu de Ziu Preto Eledda. Ziu Preto Eledda ha studiato in Bizzi, è il maestro di scuola, è diventato, ha fatto San Media, in Bizzi ha fatto posadino, però insomma meta legata a Bizzi, ha scritto pure un bello libro di poesia, scrivo, poi me l'ha regalato Italo, cioè me l'ha proprio fotocopiata, non sa verità, e va bene, insomma, Italo poi ha scritto I fucili di Mazzini, che praticamente è un estratto sul diario di Giorgia Sproni. Poi Giuseppe Pulighello e Nico Pauco, ordinata andamos a esa mesa birra evangelica, hoy non binnata, tornamos a riprendere su 28 martesi e su Bar Caffè Italiano. Bene, medici dipendenti statali, rivolta contro la proposta. Sindacati, scelta destinata a fallire e ad ampliare l'emergenza. Io, ma a parere mio, invece, è una proposta che andrà bene, cioè adesso l'ambulatorio scommette espansione del servizio pubblico sanitario, anzi, devo dare la verità che chi ha prescritto viene a qualche cosa su questa questione e l'ha pure pubblicata e poi viene a presentare da Esinnico, sviluppo pubblico e gusto da rendere ambulatorio l'espansione del suo servizio pubblico. L'isola in piazza per celebrare la liberazione, Olbia, New York, missione negli USA di Cucuredo, cioè partiti subito una linea da Olbia a New York. Omicidio di Monserrato, l'inchiesta è ad una svolta, scusate che ho problemi sul display, sarà decisiva la prova dello stupro. Unione Sarda, prima pagina, chi ha ucciso Leonardo deve pagare, parla il padre del 23enne di Villacidro, prova dello stupro per 12 persone. Economia, i dati delle finanze, redditi in crescita nell'isola, ma solo grazie alle pensioni. Guerra, trattative USA-Iran, la rappresaglia di Trump, Spagna fuori dalla NATO. Zuppi, la guerra non risolve i problemi. Zuppi su Cardinale, insomma. Allora, Zuppi, eccola subito, vabbè, questa è la pagina che è scapitata in occhio, ma visto chi beste la leghimo, in effetti deve avere il numero 3, deve essere pure da innanzi, ma ha più sbagliato a Sant'Annela. Zuppi, la Sardegna sia crocevia di pace, il cardinale ospita d'onore a Cagliari per il centenario della Basilica di Bonaria. 100 anni che potete essere fino al Papa, ma poi dopo il portata saterala, il voto, 100 anni portati benissimo, così con una veste bianca, un sorriso aperto e parole semplici, il cardinale Matteo Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana, ha aperto a Cagliari le celebrazioni per il centenario della dedicazione della Basilica di Nostra Signora di Bonaria. Attorno a lui ieri migliaia di fedeli raccolti prima sotto il sole caldo sulla lunga scalinata bianca davanti al Golfo degli Angeli, poi nella luce tremolante delle candele che allestivano le navate. L'omelia, sono contento di portare la vicinanza e la comunione con le chiese della Sardegna e di tutto il territorio italiano, ha raccontato prima del grande evento, richiamando il significato di Bonaria come casa comune, una madre che ci aiuta a guardare con i suoi sentimenti il mondo attorno a noi. Da cui ha aggiunto arriva un'aria buona, di cui oggi c'è bisogno soprattutto in un Mediterraneo o in un mondo segnati dall'inquinamento, della violenza e della guerra. Paraulas de compartire. Andiamo da innanzi, eccoliamo in provincia di Nugoro, Fenu in difesa, Fenu su Sinnico di Nugoro in difesa di tribunale e vigili del fuoco.
Durante il Consiglio Comunale il sindaco Emiliano Fenu ha espresso una posizione netta su due questioni cruciali per il territorio, per il territorio sollecitato da consiglieri Mario Manca e Matteo Cicalò. I temi al centro del dibattito: la grave crisi di personale segnalata dai sindacati dei Vigili del Fuoco e dall'altro la proposta dell'ANM di chiudere i tribunali periferici, tra cui Nuoro. Fenu ha sottolineato come si tratti dell'ennesimo tentativo di arretramento dello Stato nei territori periferici. E va bene, e siamo stati d'accordo di passare a protesta. In Consiglio la minoranza esce dall'Aula per protesta. Il Consiglio Comunale diviso tra rivendicazioni politiche e atti amministrativi approvati in una seduta segnata dall'uscita dall'Aula dell'opposizione. Ieri tutto il centrodestra ha abbandonato i lavori per la mancata calendarizzazione della proposta relativa alla rottamazione dei tributi locali. Decisione contestata dai consiglieri Pierluigi Saiu, Antonello Cucca, Ivan Pinna, Francesca De Ambrosis e Bastianella Buffoni. Questa è razza di Zicchesa. Nuoro, l'età del diabete si abbassa, la ASL segue 9.500 pazienti, purtroppo. Dalla Barbagia alla Baronia, maratona di sensibilizzazione, cioè, insomma, che cercare di evitare il diabete. Un convegno e una maratona per sensibilizzare sulla tematica sanitaria del diabete. Questo a partire dal 30 aprile fino al 3 maggio tra Nuoro, la Barbagia e la Bassa Baronia. Un evento organizzato dall'ANIAD Sardegna, Associazione Nazionale Atleti Diabetici, con il supporto della ASL di Nuoro e Oristano. Tra le collaborazioni, quella dell'ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari, coinvolti gli stessi pazienti. È sparita già Mazzine, pronto, però scusate, ma è sparita già la telecamera. No, oh, yeah. Cosa si può fare? Niente da fare. Vamos incostate. Non si può tegoi. Scusate che il camo della torre a caricare, noi scusi mi resti intennenne, commento ciriaco. Un attimo, si intendite nel senso che la questione, la presenza mia non è schisimamente importante. Vediamo se non fa qua. Non bestia. Vabbè, Zicchimo de Goi che ne sa la telecamera.
Bene, bisogna su, mi pare torra, ecco qua, quindi una telecamera di riserva, eh, vediamo dove si chiede voi, va bene. Numero da innanzi, e quindi Muredana del diabete, questo a partire dal 30 aprile fino al 3 maggio tra Nuoro, la Barbagia e la Bassa Baronia, un evento organizzato dall'ANIAD Sardegna, Associazione Nazionale Atleti Diabetici, con il supporto delle sedi di Nuoro e Oristano. Tra le collaborazioni quella dell'ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari e insomma tutto può sensibilizzare su questa questione sul diabete che esiste abbassare le età. No, creiamo su, vabbè, non è proprio perfetta immagine, ma un po' conta, insomma, l'importante è schizzita su questo. Unione dei comuni nel caos e scontro sulla presidenza. L'attacco del sindaco di Lula. Ruiu scaduto da più di 2 anni a Reione, il sindaco di Lula, Mario Calia. Il sindaco di Lula, Mario Calia, la chiama democrazia sospesa. Il contesto è quello dell'Unione dei Comuni del Montalbo, Lula Torpelo, Dessi, Niscola, Bitti, Posada e Onanì, si Niscola Belduarvias, che gestisce in maniera associata i servizi in quest'area della baronia tra le 8 municipalità dell'interno e delle altre costiere, non è solo baronia ma è solo Barbagia. Il problema sollevato dal primo cittadino di Lula è sulla governance e le regole poco chiare su una battaglia di giustizia che lo vedrebbe isolato e senza risposte. All'Unione dei Comuni del Montalbo il presidente non ruota come da accordi e da regolamenti. La durata della carica, inizialmente di 1 anno, e a rotazione tra i sindaci è stata portata poi a 3 anni, un limite però abbondantemente superato dall'attuale presidente e sindaco di Posada, Salvatore Ruiu, il cui incarico è scaduto da oltre 2 anni. È una situazione assurda, dice Calia. Ho più volte provato ad attirare l'attenzione su una presidenza irregolare che ormai si prolunga i tempi della propria esistenza oltre il limite. Ora penso sia superato il limite. Tutto questo non è regolare e va in spregio anche alle più elementari regole della democrazia. Perfettamente d'accordo con al di là di chi siete o non siete, ma non andrà bene e poi è giusto che durate 1 anno o che sia 3 anni, ma comunque dovete cambiare e girare il suo comune. Spopolamento delle zone interne, l'antidoto sono le imprese, siamo perfettamente d'accordo. Confindustria chiede investimenti, premialità e fiscalità incentivante. Certo che Erdegai tocca che la fiscalità sia di vantaggio per le imprese, che no, le imprese non si biponano in questa zona di spopolamento che non vi campano. Il vero antidoto allo spopolamento sono le imprese. Senza un sistema produttivo solido nessuna misura demografica potrà invertire la rotta. Parola di Pierpaolo Milia, presidente della Confindustria Sardegna. Lo spopolamento, dice, non è soltanto una questione demografica, è un problema strutturale che affonda le radici nella mancanza di opportunità di lavoro e nell'offerta carente di servizi che limitano le prospettive di crescita sociale ed economica. Melia interviene a commento delle nuove misure messe in campo dalla Regione. E le gaiesti, infatti, se non si crea questa condizione di sui stare, di stare stanza, non vi resta nessuna. Dal bonus casa da 15.000 euro per chi trasferisce la residenza nei piccoli comuni, all'assegno bebè fino al microcredito per nuove sanità e attività economiche. Si tratta di strumenti noti di cui tuttavia non conosciamo l'efficacia nell'invertire la tendenza in atto ed è vero, sono strumento non da come, ma già oramai adottato dai tempi romano e schiappano atto grande effetto.
L'isola ha il design WEC, Sardegna brand unico. Delle imprese aeronautico, qui per vendere la nostra nautica internazionale, cioè sono in questo design WEC. Siamo qui per per rendere la nostra nautica internazionale. Non bisogna ragionare in termini locali, ma come unico sistema. Arrivano i primi laureandi in ingegneria navale. L'Università di Cagliari scommette su Olbia. Pilo, adesso unica, Università di Cagliari, l'idea è rendere la Sardegna un polo di attrazione. Le possibilità ci sono, cioè certo, questo sa, ingegneria navale potete essere un punto di attrazione, potete essere, però Possa Sardigna, complimenti a Olbia. Giunta ok al bilancio, rimanenza giunta regionale da 750 milioni, alla sanità 100 milioni in più di un anno fa, previsti anche i 30 milioni destinati alla gestione unica degli aeroporti sardi, sono uguali in Sistine, su questa idea di regalare a sos privatos aeroporto pubblico di Cagliari. La giunta regionale ha approvato, non senza incomprensioni e qualche tensione, la variazione di bilancio legata ai fondi acquisiti con l'accordo sull'avvertenza entrate, sui 750 milioni per il triennio, 250 saranno destinati alla sanità, di cui 106 solo quest'anno, 150 saranno destinati a variazioni dei capitoli nei capitoli degli assessorati, 350 nel triennio a disposizione del Consiglio regionale, che potrà utilizzarsi come meglio riterrà opportuno, però non batta a cuore deposi che ne bagassare come desinarata l'aeroporto di Cagliari. Aspetta un attimo, no, che vamos poi. Rivolta a medici di base, non rinchiudeteci nelle case di comunità. De Sole Fimming, addio al rapporto con i pazienti. I sindacati no all'ipotesi di diventare dipendenti ASL. Cioè, praticamente la proposta è quella del dottore da libero professionista in contratto a dottore dipendente come poter essere escluso desi spidale. No, torniamo giù a Satera Meridiata. Ecco qua, tutti contro il piano Schillaci, calato dall'alto e dannoso. Intervenga la Premier Meloni. L'obiettivo del ministro è rafforzare l'assistenza nel territorio. E intanto abbiamo 600.000 sardi sono senza un dottore. Cagliari, per chi non ha mai visto nascere una dea. La dea deve essere l'Atalanta. Iec Sulemana e Adoppo sfidano l'Atalanta tra i rimpianti e speranze, cioè che i giocatori dell'Atalanta, così come su Cagliari giocata Dominique Caneste Crasa o Canoioca. Allora, lunedì 18:30 giocata che Atalanta è in una posizione precaria, su Cagliari a 33 spunti, a Cremonese che ha appena detto che su Napoli mi pare 28, Lecce 28, che però la Lecce su Lecce si è starziato, un pacco pura suppa, quindi come è sta pacca distanza da su Cagliari, siamo lui in cui a Colami e lasciami colare. Bene, andiamo da innanzi. La dermatite blocca 14 aziende agricole. Alla fiera del bestiame di Ollasta ammessa soltanto un'impresa della zona. Continuano i controlli veterinari negli allevamenti, per ora nessun nuovo contagio, cioè noi ci siamo bloccati di andare a Saviera, insomma, di sul bestiame, poi del gallo si batta infezione, infezione toccata in qualche maniera della vermare. Briciole di PNRR per le imprese sarde. Naturalmente, briciole, vi potete arrivare. Su Kivu, raccoglia. La CNA, costruzioni, bene l'uso delle risorse, ma solo il 3% è andato alle aziende dell'isola.
in 4 anni appalti per 5,3 miliardi, la metà della spesa totale in lavori pubblici. Reddito in crescita in Sardegna, ma solo grazie alle pensioni. L'isola 15ª tra le regioni. Carta dell'ACLI, un debole segnale. Allora la Sardegna cresce ma poco, i dati pubblicati dal Dipartimento delle Finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2025 sui redditi maturati nel 2024 segnalano un aumento del 4,2% che ormai cristallizza l'isola nella 15ª posizione tra le regioni. Il reddito medio imponibile passa da 20.557 euro del 2023, dichiarazione 2024, a 21.422, un dato che comunque migliora in misura contenuta la situazione del precedente anno fiscale che, sottolinea Mauro Carta, presidente regionale dell'ACLI, rappresenta comunque un debole segnale di speranza. Ma la terra dei poveri centenari, so gli Asta, che è famosa, può essere Luca sul centenario, marginalità economica e il gap dell'isolamento. Stipendi e assegni dell'INPS sono tra i più bassi d'Italia. Quindi, come te che dico, può essere centenario, sto a quantificare stipendio e pensione bassa. Manovra da 750 milioni, via libera in giunta, ma è gelo tra PD ed M5 Stelle. Pentastellate e uniti con Todde. Le polemiche aiutano la destra. Vabbè. Henry, Mariano sul ciclone che ha fatto danni in Sardegna, le segnalazioni dei danni delle aziende agricole, i parecchi scaditi sul tempo, comunque Henry conto da 60 milioni nei campi, circa 60 milioni di euro di danni causati dal ciclone Henry alle aziende che operano nel comparto dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e quanto emerge dalle segnalazioni che hanno riguardato 1.358 imprese e 181 comuni. Ieri, su proposta dell'assessore all'agricoltura Francesco Agus, progressisti, la Giunta ha riconosciuto l'esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica a seguito del ciclone. Va bene, e quindi carchi ristoro a sase imprese che hanno appena danno. La nostra politica internazionale ha sempre fatto di guerra, Sanchez, noi agiamo nel rispetto del diritto internazionale. Sanchez è il primo ministro spagnolo e veste la rappresaglia di Trump, Spagna fuori dalla NATO. La minaccia in una mail interna del Pentagono e per le Falkland il ritiro dell'appoggio a Londra. Per gli schi l'Inghilterra possediti terras in Argentina, insomma un'isola che è evidente, che in evidenza chiara un'isola argentina, però è in possesso di Londra, insomma, derivato dall'ex impero, cioè una colonia non bannuda, ma comunque non la che mollare, poi prestigio suo, insomma, bosammentate, schisa Thatcher che ha mannato una flotta in trea che ha consumato benzina de cantusia lì a Tasisola, però che sono andati lì, hanno fatto una guerra contro la popolazione che si è ribellata e l'hanno tornata a conquistare. Una punizione per quegli alleati degli Stati Uniti che non hanno dato il loro contributo nella guerra contro l'Iran e in particolare per la Spagna, la più fervida oppositrice dell'operazione Epic Fury. Donald Trump, vediamo questa cosa della Gran Bretagna, dura anche la reazione di Londra sulla parte del messaggio che riguarda le isole contese con l'Argentina. La sovranità sulle Falkland resta del Regno Unito e l'autodeterminazione è cruciale. L'autodeterminazione, ha dichiarato un portavoce di Downing Street, riferendosi al voto degli abitanti delle isole che hanno scelto di mantenere lo status di territorio d'oltremare britannico. Il funzionario ha poi ribadito con forza
il tradizionale punto di vista di Londra sull'arcipelago eredità residua dei possessi coloniali nell'Atlantico e teatro nel 1982, bollamentate su Bonanne, di una guerra vinta sotto la leadership di Margaret Thatcher contro l'Argentina dei generali, cioè praticamente hanno mandato una flotta a Inie per la tornare a conquistare. USA-Iran verso un nuovo round, i negoziatori volano a Islamabad, però non si deve bidestraissero, praticamente hanno a trattare chiedono tramite, cioè che su tramite verso il Pakistan. E Trump intanto si che sta a minacciare, pronti a colpire ancora a Teheran, braccio di ferro tra oltranzisti e moderati. In Teheran ovviamente vi sono un corso adesso Ayatollah, Pasdaran e i guardiani della rivoluzione che chiaramente erano canto puso riscontrare, insomma, cioè non accettare nessun tipo di condizione. La tregua è prorogata, ma in Libano si spara ancora. Ma pronte 4 navi italiane, una armata di missili, ma per la missione servono il cessate il fuoco e l'ok dell'ONU e delle Camere. E che in questo terminiamo siete novela de hoy e nos damos l'appuntamento torna a casa stasera Obisti TV no a essere presente il suo salone di probania può avere un impegno di tipo politico in Santa Giusta e quindi non potevo dare la diretta di questo evento che veste il suo salone di probania che auguriamo la buona resessita. E in questo tancamo, a mezzo video, buona tutto da parte di Bisti TV.